Buongiorno amici di Matto Scacco, oggi vediamo alcune cose che molto probabilmente non saprai sul cavallo. Partiamo subito con la prima, questa l'avrei letta in qualsiasi libro. Un cavallo posizionato al centro della scacchiera è molto più forte perché è in grado di avere molta più mobilità rispetto a un cavallo messo a bordo, e un cavallo posizionato su casa di colore chiara può andare solo su case di colore scuro. Questa è la prima considerazione importantissima da fare ed è ottima per progettare piani offensivi, e se sei dall'altra parte e stai giocando contro un cavallo, anche per andare a progettare piani difensivi. Vediamo che cosa succede invece se un cavallo è messo a bordo scacchiera. Per questo si dice che non si mette mai un cavallo a lato. Vediamo il perché. Quindi un cavallo al centro occupava 8 spazi, 8 case poteva occupare. Un cavallo a bordo scacchiera posizionato su casa scura può andare solo su case chiare, ma può occuparne 4. Quindi a scacchi avrai capito che la forza di un pezzo è determinata dal numero di case che questo può controllare. Quindi cavallo sempre meglio metterlo al centro. Quindi il primo principio è il cavallo al centro, e un cavallo di casa chiara può andare solo su case scure alla prossima mossa, e un cavallo su case scure può andare solo su colori di case chiare sempre alla prossima mossa. Altro principio molto importante da tenere conto è che un cavallo posizionato su casa chiara può andare su case di colore scuro solo in un numero dispari di mosse, quindi 1, 3, 5. Supponiamo che volessimo andare qui, che è una casa scura, allora un tragitto che possiamo fargli fare è 1, casa scura, 2, casa chiara, 3, casa scura. Proviamo a prenderne un altro, prendiamo una casa tipo questa, vediamo se è troppo scomoda. No, ci arriviamo anche qui. 1, 2, 3. Quindi quando sei in una posizione magari difensiva e devi andare a piazzare il tuo re, sappi che per arrivare qui ha bisogno almeno di 1, 2, in realtà già con la seconda mossa ti fa scacco. Per questa ragione c'è un altro principio molto importante, che è questo: sapere quali sono le case più difficili da raggiungere per il cavallo, affinché noi, se abbiamo un re, lo mettiamo lì e siamo abbastanza al sicuro. Le case adiacenti al cavallo sono quelle più difficili per lui da raggiungere. Per esempio, supponiamo che io abbia un re qui, ha bisogno di almeno 2 mosse prima di raggiungerci. In realtà sono 3 le mosse, ma una mossa, seconda mossa, e chiaramente dalla seconda mossa, se abbiamo lì il re, già ci fa scacco, quindi dobbiamo toglierci. Supponiamo appunto di essere qui col nostro re, a questo punto una mossa, 2 mosse, e alla terza, in realtà già alla seconda ci fa scacco, alla terza, se abbiamo un pezzo che non sia il re, ce lo cattura. Quindi queste sono case da ricordare molto interessanti, non in diagonale, perché le case in diagonale sono facilmente raggiungibili, tipo questa casa qui, viene qui, fa subito scacco, mi raccomando. Le case invece più difficili in assoluto da raggiungere per il cavallo sono quelle in diagonale, ma con una casa di mezzo, quindi non questa, ma questa. Per esempio questa, per esempio questa, per esempio questa. Il cavallo fa una fatica incredibile a raggiungere queste case, e vediamo il perché. Supponiamo che io debba andare qui con il cavallo, ha bisogno di 3 tempi prima di farci scacco, 4 tempi per raggiungere quella casa. Allora, progettiamo un giro che ci faccia arrivare qui nel minor tempo possibile. Fammelo progettare. 1, 2, ok, eccolo qui. 1, 2, 3. Alla terza mossa, se abbiamo il re sulla casa F5, ci fa scacco, ma ci mette 4 mosse per arrivare su quella casa. Quindi è molto importante, soprattutto quando siamo nei finali, magari anche giochiamo online, che abbiamo poco tempo per pensarci. Se io ho un re qui nei paraggi e devo capire qual è la casa migliore per il re, senza dubbio sceglierei la casa F5, perché so che per 3 mosse almeno io sto tranquillo, posso muovere altre cose, pedone di lì, sono sicuro che non ci saranno scacchi, che non ci saranno attacchi doppi. Potrà sicuramente il cavallo attaccarmi altri pezzi, se ho in gioco per esempio torri o altre robe, ma sicuramente scacchi con attacchi doppi non ci saranno, perché ha bisogno di 3 tempi. Supponiamo di essere qui, e ancora una volta ha bisogno di 3 tempi. 1, aspetta, fammi disegnare bene. 1, 2, 3 ci fa scacco, e con 4 riesce a raggiungere la casa. Questo è molto importante, ma il cavallo, così come abbiamo detto che non è buono al lato della scacchiera, adesso vediamo perché non è buono, e questa è una trappola che capita spesso, te la faccio vedere.
Eccola la posizione. Siamo appena andati qui con questo cavallo, questa è stata la nostra ultima mossa, dove stiamo facendo un bel attacco doppio. Attenzione, 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 che qui il nero dice, beh, cerco almeno di salvare un pedone, quindi avvicina il proprio re con l'idea di salvare questo pedone. Beh, allora che abbiamo salvato questo pedone, adesso io posso semplicemente andare a prendermi gratis questo pedone qui. No. No, perché dopo la spinta del pedone C6, questo cavallo, come puoi vedere, avendo solo pochissima mobilità, qui addirittura manca la quarta casa, perché siamo a lato della scacchiera, ma verso l'angolo della scacchiera, e come vedi tutte queste case sono controllate dal nero. Adesso noi in questa posizione non c'è il re bianco ed è una posizione che non esiste a scacchi, però mentre adesso noi perderemo del tempo a muovere il nostro re che andrà di qui e di lì, lui in poche mosse riuscirà a romperci le scatole. Una, due, e il nostro cavallo sarà perso. Saremo costretti, almeno per non perderlo gratis, di andare a catturarlo contro un pedone. Quindi attenzione a quando sei in una situazione di questo tipo, perché è molto complesso. Anche una spinta di questo tipo probabilmente non funziona la cattura, perché poi abbiamo lo stesso schema. Ancora una volta il nostro cavallo non ha vie di fuga. Quindi queste erano le curiosità che probabilmente non conoscevi del tuo cavallo. Un pezzo molto forte, soprattutto in combinazione con la regina, diventa fortissimo. Perché il cavallo è l'unico pezzo che fa mosse che la regina non può fare. Quindi se lo combini col pezzo più forte della scacchiera, ottieni qualcosa di fantastico. Spero che queste piccole chicche e curiosità ti siano piaciute. Ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e noi ci vediamo presto con un altro nuovo video. Ciao, buona giornata!